Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro appuntamento con i migliori risultati sportivi. Questa puntata in particolare sarà un crescendo di buone notizie in base al vostro tifo e di festeggiamenti. Quindi partiamo con la Formula 1. Si è corso il GP di Barcellona, dove purtroppo la Ferrari ne è uscita un po' con le ossa rotte. Infatti Charles Leclerc, che aveva fatto la pole position e scattava dalla prima posizione, era in testa al Gran Premio quando al 27° giro il suo motore si è rotto ed è stato costretto al ritiro. In questo modo è arrivata una doppietta della Red Bull con Max Verstappen a vincere la gara. Terzo posto per la Mercedes con George Russell, solo quarta l'altra Ferrari. In questo modo Max Verstappen diventa primo anche in classifica piloti e la Red Bull sorpassa la Ferrari nella classifica costruttori. Passiamo ora al tennis. Infatti è iniziato il Roland Garros, per ora si sono giocate pochissime gare, ma abbiamo già una buona notizia. Infatti Fabio Fognini ha vinto il suo primo turno con un netto 3-0 contro l'ucraino Poprin. Una vittoria netta e senza storia che lo proietta in un secondo turno, speriamo ancora vincente per lui. Ed ora passiamo al campionato di Serie A. Iniziamo subito con il piatto più ricco. Infatti si diceva chi sarebbe stata la squadra campione d'Italia. Il Milan ha trionfato per 3-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e si è così laureato campioni d'Italia. I rossoneri hanno trasformato questo campionato in una splendida cavalcata che si è risolta con 2 punti di vantaggio sull'Inter. L'Inter quindi che è arrivata seconda nonostante la vittoria nella gara finale a San Siro per 3-0. Interisti che sono usciti piuttosto delusi, con qualche giocatore che si è lasciato dare anche a un piccolo pianto, più di delusione che di rabbia, ma che siamo sicuri che saranno pronti a dare battaglia anche il prossimo campionato. Al terzo posto si è classificato il Napoli, che ha battuto per 3-0 lo Spezia nell'ultima giornata, una partita ininfluente se non per dare l'addio definitivo al capitano Lorenzo Insigne. Al quarto posto troviamo la Juventus, una Juventus che ormai da un paio di giornate è in vacanza e che ha perso 2-0 a Firenze contro la Fiorentina. Fiorentina che grazie a questi 3 punti si è qualificata alla Conference League e quindi alle coppe europee per l'anno prossimo, arrivando settima in classifica. Al quinto posto troviamo la Lazio che ha pareggiato 3-3 con il Verona in una partita ricca di gol e di emozioni che ha lasciato almeno con un sorriso i tifosi biancocelesti. Al sesto posto troviamo la Roma che nell'anticipo del venerdì aveva blindato la sua qualificazione all'Europa League battendo per 3-0 il Torino a Torino. Torino che così non conclude al meglio una stagione comunque trionfale che li vede arrivare nei primi 10 in classifica. Per la Roma una vittoria importante che leva un po' di pressioni e che li proietta alla finale di Conference League che si giocherà questo mercoledì. Si è decisa anche qual è stata l'ultima squadra a retrocedere. Ricordiamo già retrocesse Venezia e Genoa e ad aggiungersi a loro è il Cagliari. La squadra sarda non è andata oltre uno scialbo 0-0 contro il Venezia, già retrocesso, che comunque ha fatto la sua partita mettendo in mostra grinta e voglia di lasciare la Serie A senza una sconfitta. Dal lato Cagliari invece un risultato molto grave, soprattutto perché nell'altra partita la Salernitana aveva perso in casa per 4-0 con l'Udinese e quindi con una vittoria la squadra sarda rossoblù sarebbe rimasta in Serie A. Peccato per loro, speriamo si possano rifare l'anno prossimo in Serie B. In Serie B invece l'ultima squadra che salirà in Serie A si deciderà con la finale playoff tra Monza e Pisa, con la squadra pisana favorita in quanto ha una migliore classifica in Serie B. Per questa settimana è tutto. Ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Ciao a tutti!